Quando ho scoperto che avrei dovuto lavorare con una tigre nella serie ero veramente emozionato perché non mi era mai capitato, non avevo mai lavorato con una tigre, però uno proprio dei lati positivi di essere l'attore che si possono fare delle corse in macchina, si può sparare con delle pistole o lavorare con tigri, è tutta fantasia. Però sfortunatamente vi devo dire una cosa, la verità è che io non ho mai visto questa tigre di persona, non ci ho mai lavorato perché è stato fatto tutto in post produzione con gli effetti speciali, quindi soprattutto nella scena quando Morgan scappa via sembra tutto reale, ma in realtà sono state girate due scene, una con la tigre e una senza, e poi sono state montate assieme. Ora sapete il segreto. C'è un microfono di là? Ah, prima la domanda qui. Ah, due volte che mi vengono ok, male. piedi? No, Grazie. hai fatto un po' le foto, adesso sto facendo chiudere. Ciao Zac. Ciao. Se Chuck fosse qui, che domanda gli faresti tu? E poi un'altra cosa, veramente, caffè americano con latte. If Chuck were here right now, I would ask him, why does he drink American coffee? Oh gosh, I don't know. I would ask him, what was it like to make love to Sarah for the first time? And I drink American coffee with milk because I'm American. That's how I grew up, you know. In Italy, you don't drink cappuccino after breakfast. I learned this. What? Oh, you invite me for a coffee? I'll think about it.